Sindaco, Ida Carmina vuole replicare anche alle accuse dell'ex candidato Guarraci, nonché componente del PD. Cosa ha da dire, Sindaco? È appunto componente del PD. Signor Guarraci si autodefinisce leader dell'opposizione, ma non si comprende che gli abbia conferito questo incarico. Lui è semplicemente la persona che è stata sconfitta per volontà popolare alle elezioni. Ciò posto, fa delle allusioni e delle accuse gravi che secondo me in questo momento potrebbero essere evitate e dedicarsi piuttosto a quella che è la reale condizione del nostro paese. Fra le altre lo faccio perché devo questo a mio fratello e all'onorabilità della mia famiglia, quella che io nasconderei le carte perché mio fratello potrebbe essere implicato in qualche modo nella spesa dei soldi dell'Enel. Faccio presente che il ragionier Guarraci forse ha memoria corta perché fu proprio lui a chiedere nel 2009, quando allora era Forza Italia, le dimissioni dell'assessore Carmina, e mal si ricorda perché si ricorda la parte in cui dice che mio fratello fece fare tanti spettacoli, tante belle iniziative per il paese, e non si ricorda che lui lo fece dimettere proprio prima che arrivassero i soldi dell'Enel, facendo assurgere a quell'incarico persone di sua fiducia. Forse quindi dovrebbe chiedere a loro che cosa sia successo e non certo a persone oneste e rispettabili che dalla politica non hanno mai guadagnato niente. Del resto si può anche vedere agli occhi di tutti chi ha, partendo da posizioni misere o miserevoli, ha acquisito ricchezze, perché si dice in siciliano amore, birrizzi e denari non si possono ammocciare. Quindi basterebbe verificare bene i dati. Altra cosa è evidente, fra l'altro mi stupisce questa sua asserzione quando proprio le dichiara avendo in mano la relazione del revisore dei conti, che chiaramente dicono che dal 2010-2011 sono venute le royalty dell'Enel. Mio fratello, bontà sua, lasciò l'incarico a fine 2009, quindi o è corto di memoria perché è passato dalla Forza Italia al PD e passando al PD non si ricorda più le cose che aveva fatto come Forza Italia, o c'è qualcosa di strano sotto. Questo solo dico e di cui lui dovrà rispondere. La seconda cosa volevo dire, quanto al fatto che io ho continuato a lavorare o continuo a lavorare come insegnante, ciò mi consente lo Stato di farlo senza abbandonare assolutamente il Comune, perché io in virtù del mandato che esercito per volontà dello Stato avrei solo da fare 6 ore a settimana e quindi non solo, ma potrei assentarmi ogni volta che lo richiede il mio ruolo istituzionale. Perché ho fatto la scelta di non astenermi dall'insegnamento? Proprio per non gravare sulle casse del Comune. Il Comune, a posto che io a tutt'oggi non ho preso niente come indennizzo da sindaco, nonostante stia fino a sera tardi a lavorare, nonostante questo noi lavoriamo intensamente. Sì, io e la mia giunta ad oggi non abbiamo preso niente, abbiamo rinunciato al 60% e io, facendo la scelta di mantenere il posto da insegnante, non graverò per l'intero indennizzo sul Comune. Quindi sono forse il sindaco che è costato di meno a questo Comune. Forse sarebbe il caso di verificare quanto è costato lui sia all'ente comune che al Consiglio comunale per centinaia di migliaia di euro e quale sia il risultato di questi soldi spesi dalla collettività, visto il disastro in cui graviamo.